Benedica a tutti. Si parla assai di Siria in questi ultimi mesi e quando si parla assai di una cosa spesso succede che dopo non se ne capisce più niente. Vediamo di fare un riassunto di sta vicenda con lo servizio di Salvatore Ciminata. Per comprendere meglio quello che sta succedendo in tali ultimi mesi in Siria, si è visto a parlare a cominciare della primavera araba, cioè dello lontano 2011. Tallo mese di marzo di 2 anni fa, i siriani scenderono tali piazze per demandare pacificamente allo presidente Bashar al-Assad un poco di riforme politiche, che avessero potuto dare la possibilità di partecipazione più attiva a gruppi o partiti politici. E lo stesso presidente si è dimostrato favorevole a certi cambiamenti con lo compiacimento di buona parte delle siriane, ma qualche cosa non tornò. E seppur sto dialogo tra lo presidente e la cittadinanza pareva sistemare le cose, arrivavano notizie pennenti rassicuranti. Tra le 9 manifestazioni organizzate dall'opposizione a Assad si registrava un gran numero di morti e di ferite, tra le civili e magari tra le soldati dell'esercito governativo. Subito la colpa si dette all'esercito stesso, ma le forze della sicurezza siriana rinescero a pigliare alcuni colpevoli di sti stragi. Si trattava di mercenari forasteri pagati per ammazzare, e proprio questi mercenari ribelli erano e sono ancora oggi vicini al terrorismo islamico internazionale, e in darrera di ci sono potenti finanziatori che ci procurano armi 99 fatte in Europa, in America e in Israele. Il presidente Assad, per proteggere il suo popolo, non poté fare altro che fare scendere in campo l'esercito. E qua trasano in gioco diversi interessi, che vedono di una banna l'America, l'Inghilterra, la Francia, Israele e l'Arabia, e dell'altra la Russia, che insieme all'Iran appoggia la Siria. Le forze occidentali dicono che i massacri in Siria sono opera del governo Assad, mentre in Russia l'opinione pubblica e quella del governo Putin sono a favore di Assad, accusando le ribelli come autori delle stragi. Ma perché un presidente ha visto ammazzare il suo popolo? Da sto mentre, dallo febbraio del 2013, si cominciò a parlare di armi chimiche, accusando sempre allo presidente di ammazzare le siriane con il gas sarin. Il resto è storia delle nostre giornate. Il 21 agosto, da una sola giornata, furono ammazzati 1500 civili con questo tipo di gas, lasciato ieri con i missili da alcune zone della capitale Damasco. La notizia affirriò per tutto il mondo, ma delle responsabili dell'attacco ancora non si sa niente. Chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Fatto sta che subito Assad ha demandato all'ONU di fare un controllo. Invece lo gruppo occidentale, con a capo l'America, accusava subito il governo siriano preparandosi a intervenire in guerra. Manco l'incontro tra le 20 potenze mondiali a San Pietroburgo sbrugliava la situazione. Non c'è convergenza, dichiarava Putin, tra quelli che vogliono l'intervento militare e quelli che sperano di risolvere tutto politicamente. Magari Papa Francesco, come già aveva fatto Wojtyla per la guerra dello Golfo, fece sentire la sua voce, gridamo no alla guerra. E lo 7 di settembre milioni di fedeli di ogni religione parteciparono alla viglia di preghiera, organizzata alla piazza San Pietro a Roma. Una cosa è sicura, più passa lo tempo e più la società civile siriana si sfascia a causa dell'egoismo delle nazioni desiderose di potenza, e perché la situazione si allarmava più assai solo dopo che furono ammazzati di 1500 civili in una sola giornata con lo gas? Delle morti di prima non si tiene conto? Perché non ci si muoveva prima? Che interessi ci sono? Bombardare un paese significa portare la pace, significa fare finire la guerra. Bombardare non è solo sbagliato, ma magari inutile. E ora passiamo a un'altra storia infinita, la costruzione dell'UMOS di Niscemi e le relative proteste delle siciliane che non lo vogliono. Vediamo ciò che succede in questi ultimi mesi nel suo servizio di Claudia Blesi. La Stati in Sicilia non potti firmare la protesta di Lino Muos contro la costruzione a Niscemi di giganteschi apparati di comunicazioni capili so grandi paraboli potessi permettere il flusso mondiale delle informazioni militari. L'UMUOS in costruzione in tale parco naturale di La Sughereta di Niscemi è dannoso per la salute degli siciliani. In tale brevi e medio periodo l'esposizione di suoi microondi potessi fare venire gravissime malattie come tumori di vario tipo, infarti, difetti ai feti, sterilità, aborti, mutamenti allo sistema immunitario.
La situazione è ancora più dannosa per la presenza di lupi chimico di Gela e per i 41 intigni di basi della Marina Militare USA operanti purifisti di la Sughereta, con missioni elettromagnetiche che violano sistematicamente di 1991 limiti previsti dalla legge. Magari l'ambiente attorno all'apparati per un raggio di decine e decine di chilometri viene progressivamente devastato e fatto a diventare sterili, con pesanti conseguenze per l'agricoltura, attività prevalenti dei terreni circostanti. In tali varie manifestazioni che si tennero durante il periodo estivo, ricordiamo che da il 9 di agosto, con la pacifica invasione di basi MUOS, preceduta di un'azione dimostrativa forti di una decina di attivisti che passarono tutta la notte aggrancicati in capo all'intinni. Che da il 21 di settembre, unni parteciparono religiosi, comitati di tutta la Sicilia, movimenti no MUOS e una rappresentanza di un comitato di limace di inscemi. In tali occasioni, una cinquantina di nomuos trasero dintre le basi della Marina US Navy con i banneri nomuos e di la pace, improvvisando un picchinicchi con panini e cannoli siciliani. Per ultimo, ricordiamo il 27 di settembre la pacifica occupazione della Sala d'Ercole in talu Palazzo Reali, sede in Palermo dell'Assemblea regionale siciliana, di parti della ventina di attivisti che trasero dintre lo palazzo fincendosi turisti e pagando un regolare biglietto d'ingresso. All'occupazione seguirono il giorno presto un corteo longo per i principali strati di Palermo, con capo un comitato Mammi No MUOS e una delegazione di Notav. Parissi che un movimento No MUOS non volesse diventare e anzi fosse destinato a crescere. Proprio lo passato 14 di ottobre, infatti, Macarinauto sindaco, il primo cittadino di Ispica, aderì con atti formali alla proposta di tanti sindaci siciliani che si unsero alla protesta contro lo MUOS. Assicurano gli attivisti, la protesta non finisce qua. Chissà è tutto questa puntata. Ne vediamo alla prossima. Salutiamo.